Generalità per la verbalizzazione, maresciallo, per favore. Sì, maresciallo, scritto, sì, la data e il luogo di nascita. Vicino al microfono, per favore. È in servizio dove, maresciallo? Ascolti le domande del pubblico ministero, parli vicino al microfono, scandendo le parole, quando più possibile. Ora, lei, maresciallo, scusi, lei si può rivolgere verso il suo interlocutore, però deve spostare contemporaneamente il microfono, altrimenti la voce si perde. Il pubblico ministero può procedere. Maresciallo La Spina, lei ha svolto indagini in ordine all'attentato alla villa di Pippo Baudo? Sì. Mi scusi, forse il giuramento deve iniziare? Dovrebbe leggere la formula. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, ripetiamo la domanda, sì. Ecco, sì, ricominciamo da capo. Innanzitutto ci dica esattamente quale comando lei ha nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri. C'è in atto comando la stazione Carabinieri di Cereale. All'epoca dei fatti comandavo il nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Cereale. 10 anni. Nell'ambito appunto di questo incarico ha svolto indagini in ordine all'attentato alla villa di Pippo Baudo? Sì. Ecco, vuole riferire alla Corte quali sono stati i limiti del suo intervento, le indagini che ha compiuto nella immediatezza del fatto? Sì, siamo stati informati dell'attentato, quindi siamo andati sul posto, in luogo c'erano già i vigili del fuoco e abbiamo proceduto a una prima ricognizione e poi il sopralluogo è stato ripetuto la mattina successiva, siccome l'edificio era pericolante e a causa del buio non si poteva accedere né all'interno e quindi poi la mattina successiva alla luce del sole è stato ripetuto il sopralluogo, anche con l'intervento dei colleghi del reparto operativo di Catania. E la mattina successiva è stato riscontrato che delle inferriate di una finestra erano state segate e all'interno di uno dei locali della villa sono state trovate delle micce parzialmente bruciate e quindi sono state repertate. Ricorda se è stato rinvenuto altro materiale? Un bidone mi sembra in plastica, o dei resti di un bidone in plastica in un giardino adiacente. Ecco, sono stati identificati il giardiniere o comunque altre persone che avevano accesso facilmente alla villa? Sì, il custode e un'altra donna, non ricordo il nome, forse era la sorella del custode, credo. Non è in grado di dirci i nomi? Il nome non lo ricordo. Sono state svolte altre indagini, eventualmente ne vuole riferire l'esito? Comunque indagini che hanno dato esito negativo sia sul movente dell'episodio che sugli autori. Sono state fatte delle perquisizioni? Sì, delle perquisizioni sì. Ricorda se sono stati identificati vicini di casa? I vicini di casa, sì, Buonsangue mi sembra, e gli altri che sono intorno che abitano vicino alla villa di Pippo Baudo. Dico i nomi e i cognomi di queste persone? Ricordo Buonsangue, gli altri no, non li ricordo. Ricorda se sono stati identificati anche la cameriera o i camerieri della villa? Sì, le persone che avevano accesso alla villa sono state tutte identificate. E dico, in grado di indicarne nome e cognome? Lei ha possibilità di consultare gli atti a sua sì, firma? Degli atti sì, che qui però io non ho.
Diamo atto che sta consultando un documento. Di che cosa si tratta, maresciallo, ce lo dice? Deve indicare cosa sta per leggere, qual è la... Sì, la comunicazione di reato datata 4 novembre 91, il numero 2, frazionato 133-1, riguarda appunto l'intervento a seguito dell'esplosione presso la villa. Ecco, io volevo soltanto nome e cognome del giardiniere e della cameriera. Sì. Maresciallo, credo che Sì, sia l'ultimo. Bosco Rosario, ecco, verbale sito Bosco Rosario, l'ultima pagina, Ecco. cameriera presso la villa di Pippo Baudo. Quindi Bosco Rosaria e la cameriera, e il Esatto. giardiniere come si chiama? Allora, poi abbiamo Bosco Leonardo, il giardiniere, Caruso Andrea, il proprietario della villa limitrofa, e basta, non ci sono altre persone almeno qua indicate. Ecco, sono state svolte indagini per verificare se c'erano stati movimenti sospetti nella villa o in prossimità della villa nelle ore precedenti? Certo. Qual è stato? E nessuno ci ha saputo indicare motivi validi né presenza di persone. Ricorda in particolare se vi era qualche istituto di vigilanza che si occupava della vigilanza sulla villa? Sì, mi pare che era l'Invincibile, l'ha detto Pulverenti Alfredo, il quale mi pare che fu sentito e disse che era transitato dalla villa o dal cancello della villa delle ore precedenti all'attentato. Ma non aveva riscontrato nulla di anormale. Ecco, ricorda in particolare se vi era un orario di inizio del servizio? L'orario era durante la notte, loro transitano. Ecco, da che ora iniziano a transitare? Ritengo dalle 22 in poi. È sicuro di questo dato? Orientativo. Lei può consultare gli atti a sua firma. Ma qui non ci sarà però questo atto. Come si chiamava l'addetto alla vigilanza? Pulverenti. Comunque, se non lo ricorda il particolare... L'orario di inizio in cui lui iniziava il servizio lì, francamente non lo ricordo. Non ho altre domande, Presidente. Ci sono domande, sì, Avvocato Pennisi, può stare comodo se Grazie, Presidente. se preferisce. No, preferisco stare in piedi. Signor Maresciallo, lei poc'anzi ha detto che rinveniste delle tracce, dei frammenti di miccia all'interno della villa. Vi erano anche delle tracce di liquido infiammabile all'interno della villa? Ecco, dalle tracce che sono state riscontrate lì, soprattutto per l'intervento del Vigile del Fuoco, si ritiene che sì, perché si era sviluppato un piccolo incendio. Praticamente i Vigili del Fuoco sono arrivati ancora prima di noi, gli avevano proceduto a spegnere un focolaio di incendio. Quindi si ritiene che sia stato cosparso all'interno dei liquidi infiammabili. Fuori voi rinveniste i resti di un recipiente in plastica bruciato, vero? Sì. E venne sequestrato da voi o dalla polizia questo recipiente? Ritengo dai colleghi del reparto operativo di Catania. Sempre dei carabinieri allora. Questo recipiente portava delle
tracce di liquido infiammabile? L'ho preso dai colleghi, quindi non sono preciso su questo episodio. A che distanza si trovava dalla villa del presentatore questo recipiente? 50-70 metri circa. Si trovava nel terreno della villa di un altro proprietario limitrofo? Un altro proprietario. Ricorda il cognome del proprietario? Il cognome no, sarà gli atti scritto. Voi avete svolto delle indagini per accertare la natura dello scoppio? Almeno Noi personalmente lei nel corso del rapporto tenta di dare una soluzione alla deflagrazione. Parla di esplosivo frammisto a liquido infiammabile. sì, ma sempre a livello di ipotesi, A livello di non ipotesi. accertamenti tecnici precisi. Sì. In precedenza, il 17 gennaio dell'89, quella stessa villa era stata oggetto di altro attentato? Sì. E con quali conseguenze? Conseguenze molto lievi perché l'ordigno, peraltro adesso potenziale, allora fu collocato all'esterno del vano sottostante. Quindi chiaramente esplodendo all'esterno i danni furono proprio lievissimi. Voi convocaste Pippo Baudo perché lo sentiste quantomeno in merito al precedente attentato dell'89? In quest'ultima circostanza Sì? lo sentì il magistrato, noi no. No, per la precedente circostanza, dell'89. Nell'89 io lo sentì telefonicamente. Disse, Quella stessa sera. sì, disse di aver subito o che subiva delle estorsioni o delle minacce. No. Lei ha pure acquisito degli elementi da parte della stazione di Militello relativi ad un altro attentato ad un'altra villa di Pippo Baudo in territorio di Militello. Vuol riferire su tali indagini brevemente? Sì, riguardava un incendio, ci sono stati degli atti che ci furono comunicati dalla stazione competente di Padre Valentini. Riguardava l'incendio di una villa sempre proprietà di Baudo in quella zona e nell'occasione furono arrestato sempre per il comando due persone del luogo. Ricorda i cognomi? I cognomi no. Giampapa e Siracusano erano forse? È probabile. E quale fu la natura, il mezzo col quale venne eseguito quell'attentato? Ritengo liquido infiammabile, l'uso del liquido infiammabile, non lo so esattamente. Vennero accertati i motivi dell'attentato, di quell'attentato fatto alla casa di Militello? Non sono in grado di rispondere. A proposito ora dell'attentato del 91, dello scoppio del 91, lei partecipò al sopralluogo all'interno della villa? All'interno, ovviamente non potevamo entrare perché era regolare. Quindi non entrò lei? Soltanto i colleghi che sono in Catania, acceso il fuoco, ma molto rapidamente, si sono soffermati all'interno. Voi avete indirizzato le vostre indagini alla ricerca di possibili matrici in ambienti delinquenziali nei confronti di Pippo Baudo? Certamente. Di organizzazioni delinquenziali che si erano sentite offese a seguito dell'intervento del presentatore in un programma televisivo? Sì, in particolare ricordavano Azzarone che si occupò di questo, intervistando i colleghi di Calabria. E le indagini a che cosa condussero? Ripeto, questo tipo di indagine condusse personalmente più da Azzarone. Ritengo che lui non riuscì almeno a requisire gli elementi precisi. Ma dopo quell'intervento si trattava di una faida fra due famiglie del Reggino, Esatto. i Facchineri e un'altra famiglia. Voi avete svolto indagini per appurare se il Baudo aveva ricevuto delle minacce telefonicamente? Io ricordo che Qualcuno si sentì disturbato da questo programma televisivo? ricordo che allora il capitano Azzarone interessò i colleghi della Calabria e si riteneva allora che potessero appunto esserci
Baudo ricevette delle telefonate di minaccia, di protesta? Non sono in grado di ricevere questo. Lei ha svolto anche delle indagini a proposito di una società che il Baudo aveva insieme con dei noti imprenditori del Catanese per un terreno in località Vindicari, vicino Pachino. È stato sempre il capitano Zanoni che ha svolto queste indagini. Furono avanzate delle ipotesi di ingerenze criminali anche per questa speculazione? Ritengo di no, non sarei in grado di rispondere precisamente su questo. Si accertò che qualche gruppo malavitoso aveva fatto pressioni su Baudo o su suoi soci per ingerirsi nell'attività edilizia? Non lo so questo. Pare che fra i due attentati, lo ricavo dai rapporti anche a sua firma, pare che Baudo avesse tentato di mettere in vendita la villa. Ma erano voci che correvano, c'è voce pubblica. E sa chi era questo imprenditore o commerciante di Acireale? Lei dà nome e cognome, vuol dirlo alla corte? Sì, era il titolare del negozio di abbigliamento per veste, credo che si chiami Bennisi. O Privitera? Privitera, esatto, Privitera. Privitera Antonino. Esatto, si titolare del negozio per veste, diceva. Allora si pattuì anche una somma per la vendita della... Si parlava, si vociferava, ecco, 1 miliardo e 500 milioni circa. 2 miliardi si parla nel rapporto, quasi 2 miliardi. Ripeto, sempre voce pubblica. Voi non avete sentito il Privitera? Sembra di no. Sembra. Voci pubbliche che vuol dire, maresciallo? C'è voci che circolavano nel paese. Ma lei non ha svolto delle indagini, lei parla di un prezzo, dà dei dati anagrafici di una persona, non penso che lei si fermasse agli angoli della strada per sentire quello che si dicesse, penso che c'è qualcosa più di serio, no? C'è questa voce del dominio pubblico. O era qualche confidente o qualcuno che... Voce, vedevo, di città, di paese, che appunto affermavano questo. Che la villa era stata messa in vendita a questo Privitera Per un prezzo di 2 miliardi. miliardi. E poi perché non si perfezionò allora l'acquisto? Poi c'è quell'attentato che l'aveva distrutto. O il Baudo ritenne di non, così come lei scrive nel rapporto, o il Baudo ritenne di non vendere al Privitera perché non gli offriva delle garanzie dal punto di vista della sua personalità. Ma io non ho scritto questo. Lei non sa niente di questo? No, questo fatto no. Per la verità sono delle conclusioni alle quali arriva la questura. Voi parlate di questo, è il capitano Iannone che parla di questa... Quello che è allora, ma non In data 30 ottobre del 91, personale della vostra compagnia fermò 3 persone di Militello per dei controlli. Ricorda questo episodio, questa circostanza? Questo è un rapporto a sua firma. è probabile, sì. Successivamente avvenne l'attentato alla villa di Pippo Baudo e pare che poi voi avete disposto un sopralluogo, un'ispezione, una perquisizione presso le abitazioni di queste 3 persone. Ricorda questa circostanza, maresciallo? Cioè, il controllo di queste 3 persone, sì, lo ricordo vagamente. È un atto a sua firma questo? Lo vuole esaminare? Sì, sicuramente sarà così. Vuol riferire alla Corte di questo episodio e delle indagini che seguirono? Sì, alle 3:35 del 30.
più forte, Maresciallo. Sì, dicevo che alle 3:35 del 30/10/91 un equipaggio dell'automobile fermò questi giovani per un controllo. I giovani erano Natale Franco, nato nel Tegolo, Catania, di Alessio Angelo, legge bene perché non è molto chiaro, nato nel Tegolo, Catania. Sì, leggevo di Natale questi tre soggetti controllati quella notte e poi evidentemente con una parte delle posizioni, una ventina dei colleghi, cioè nei luoghi di residenza, Questo dopo l'attentato vennero fatte le perquisizioni? sul conto di questi tre giovani, Sì. ritengo, tutto l'anno per vedere il grado di sono i verbali anche allegati. Presso l'abitazione, a me interessa, presso l'abitazione di uno dei giovani venne trovata una tanica di benzina? Dovrei leggere tutto quanto. Ha tutto il tempo, Maresciallo, almeno penso che la Corte. Fu il 5 novembre che si fece la perquisizione. Sì, qua si parla di una tanica di Sì. stavo cercando di vedere se era sulla macchina dove fu trovata l'abitazione. Nell'abitazione mi pare che voi parlate, in un ripostiglio. L'organizzazione di Natale Franco, vano adibito a ripostiglio, si riferiva a una tanica di plastica della capacità da litro 10, contenente residuo di benzina, che veniva sottoposta a sequestro di tutti gli accertamenti. Il re Natale Franco, scusa verbale, riferiva che probabilmente la tanica tenuta in suo possesso era stata lasciata da un ignoto malvivente che in data del ricevuto per la natura, mediante il chilo di benzina che aveva appiccato il fuoco alla porta d'ingresso dell'attenzione della sorella, Gina, pubblicato al piano dello stesso Spagna. Mentre invece poi, continuando ancora il rapporto... Dovrebbe parlare più forte, Maresciallo, forse è meglio che si deve dare... Acquisiti gli atti presso la stazione Carabinieri di Tegolo Alcadania, si rilevava che in tale circostanza gli autori del reato avevano casualmente trasportato la benzina in una bottiglia, rinvenuta nel corso del sopralluogo. E il fatto che venne trovata questa tanica non suscitò in voi dei sospetti? Non cercaste di collegare con l'attentato alla villa di Pippo Baudo perché c'era anche lì una tanica? Non c'erano altri scontri però. Avete fatto delle indagini sui tre giovani per i giorni precedenti al 5, per il giorno dell'attentato, oppure non avete ritenuto di coltivare questa ipotesi? Non mi ricordo esattamente, ma ritengo che sì, che sia stata tagliata questa situazione, circostanza. Però non si dà atto nel rapporto di questo ulteriore proseguo di indagini? No, nel rapporto no. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente. Consente, signor Presidente. Prego, Avvocato Giuffrida. Forse è meglio che glielo lasci, Alfio, per favore. Mi scusi, signor Maresciallo, sono qua. Con riferimento all'episodio di cui stiamo parlando, io gradirei che lei dicesse, magari consultando gli atti, lei poco fa ha detto i nomi di queste tre persone che sono state fermate e controllate, meglio, la sera del 30 ottobre 91 alle ore 3:35 in Acireale. Sì.
e ha detto che sono nativi di Militello Val di Catania. Io gradirei che lei riferisse alla Corte, consultando gli atti se non lo ricorda, dove abitavano questi 3 giovani, dove risultavano abitare. È nel primo foglio, se vuole, del rapporto del 5/11. Allora, il Natale Franco, nato nel Militello Val Catania, 8166 per destra, vive residente, via 1 settembre, Circa Capitello. Quindi questo è il primo, abita nel Militello Val Catania. Benissimo, il secondo, l'indirizzo non mi interessa, l'abitazione, se abitano... Jacopo, nato nel Militello Val Catania, vive residente. Poi c'è un terzo, una specie bene, nato nel Militello Val Catania, E di Fazio Angelo, nato a Militello Val Catania? vive residente. Benissimo. Mi scusi, signor Maresciallo, vabbè, interessava questo. Dopo questo avviene, il controllo avviene, abbiamo detto, la notte del 30 ottobre 91 in Acireale. Si fanno dei sommari accertamenti, poi gli individui vengono rilasciati. Dopo che è successo l'incendio con la deflagrazione in casa del Baudo, 2/11, a distanza di 2 giorni, 3 giorni da questo controllo, voi altri del nucleo radiomobile avete pensato di andare a fare delle perquisizioni in casa di questi 3 signori. Poco fa, su domanda del collega, lei ha risposto che in casa di uno di questi 3 signori, ed esattamente il signor Natale Franco, che poi era il proprietario e conducente della macchina a bordo della quale furono fermati, è stata rinvenuta una tanica con tracce di plastica di litri 10 contenenti residui di benzina. Avete chiesto accertamenti, avete chiesto spiegazioni al signor Natale Franco su questa tanica, sulla provenienza, come mai si trovasse a casa sua una tanica di 10 litri con residui di benzina? Sì, e lui disse che lo vedeva riconosciuto dagli ignoti quando aveva appiccato il fuoco al portone d'ingresso della sorella che era il piano sottostante. Benissimo, mi dica una cosa, questo controllo alla perquisizione voi l'avete operata in casa del signor Natale Franco il 5 novembre del 91? Risulta dagli atti. Sì, lo può controllare, c'è il verbale di perquisizione, lei ha gli atti davanti. Questo incendio in casa della sorella, sa dire quando era avvenuto? Dovrei vedere gli atti. Sì, lei se legge il secondo foglio di questo rapporto, alla fine lei lo riscontra, perché c'è una data. Il 12 luglio 91. Il 12 luglio 91... Dice il Natale, che era stato lasciato attenzione il 12 luglio 91. 12 luglio 91, mentre era il rinvenimento a casa del Natale del 5 novembre 91. Sì. Benissimo. Mi scusa, avete poi voi accertato, magari tramite i vostri colleghi di Militello, se che cosa venne rinvenuto in occasione dell'incendio che si era verificato in casa della sorella del Natale quel 12 luglio 91? Dicono questo, probabilmente una bottiglia. I resti di una bottiglia di plastica. Avevano presumibilmente trasportato la benzina con una bottiglia. Benissimo. Rinvenuta nel corso del sopralluogo effettuato in questa circostanza. Mi dica un'altra cosa, per caso sa se fu sentita la sorella in ordine, la signora Natale Gina, in ordine a questo accadimento? Ritengo di no. C'è un foglio 84 allegato a questo rapporto, dove c'è un verbale a firma della signora Natale Gina. Quindi quante pagine ci sono le differenze tra questo rapporto del bambino questo? Natale Gina. Se vuole, se non c'è la lì, glielo posso sottoporre io. C'è. Nelle pagine successive. Nelle pagine successive.
Mi scusi, signor Maresciallo, in riferimento a quell'atto che le ho dato, vi disse la signora da quanto tempo abitava in quella casa e insieme a chi? Dovrei leggere l'atto. Lo legga, è la prima domanda da rispondere, l'agevolo io nella lettura. Abito nella casa da circa 4 mesi, unitamente il mio fratello Giuseppe, certificato pensionato, demente. Benissimo. Più sotto, alcune domande dopo, la signora ebbe a dire in che rapporti si trovava con i fratelli, con gli altri fratelli, evidentemente, tranne Giuseppe, demente, pensionato, che qua abitava. Inizia domandato risponde, con i miei fratelli. Dopo quella che abbiamo detto, 1, 2, 3, 4, alla quinta domanda successiva a quella alla prima che le ho detto. Ma non ho mai fatto uso di sostanze No. Sono vedovo. Dopo ancora, vado ancora. Dopo quella non ho mai fatto, con i miei fratelli. Con i miei fratelli non vado d'accordo, e pertanto io, per conto mio, unitamente a Giuseppe, come sono detto. Benissimo. Ora io le chiedo una cosa, visto quello che lei ha detto poco fa, il signor Natale, il fratello, aveva detto che quella tanica rinvenuta a casa sua verosimilmente era stata utilizzata per incendiare il portone d'ingresso della casa della sorella. La sorella vi ha dichiarato che con i fratelli non andava d'accordo e non aveva nessun rapporto. Non vi siete posti il problema come mai questa tanica che sarebbe dovuta servire per incendiare la casa della sorella si trovasse a casa del fratello col quale lei non aveva alcun rapporto? Non avete condotto alcuna indagine in proposito? Non avete accertato nulla? Non è emerso nulla. Come? Non è emerso nulla contro questo. Ma lei mi dica, avete fatto accertamenti in proposito oppure è un'affermazione così? Non lo so, ecco, perché dagli atti non si rileva niente in proposito. Io non mi ricordo esattamente tutto, questo deve essere chiaro, non mi ricordo tutto quanto, ma ritengo che sì. Un'altra domanda, signor. Sono stati sentiti i tre che quella notte del 30 ottobre furono fermati in Acireale in occasione delle perquisizioni. Ricorda cosa disse il signor Natale Franco a proposito della sua presenza in Acireale quella notte? C'è un verbale. Se c'era lì, se no glielo posso mostrare io. L'ha trovato il verbale, signor? Sì, E la terz'ultima domanda risponde. Quando sono stato fermato? L'ha trovato? Se no le posso agevolare col mio. I miei amici da Messina, l'anno scorso che non ricordo delle donne, però non ha indicato. Come? Ha detto che stava tornando da Messina con degli amici, dove si erano incontrati con delle donne. Benissimo, questo è il signor Natale Franco. Può dire per favore cosa ebbe a dire in proposito il signor Jacobello? E il foglio successivo dovrebbe essere. Sì, scusate, che cosa ebbe a dire il signor Jacobello circa la sua presenza quella notte insieme a Natale Franco ad Acireale? Escludo in modo più categorico che siano andati in Messina. Escludo? Ecco, benissimo. E il signor Di Fazio? E il foglio successivo, l'ultima domanda risponde. In Messina ovviamente è andata questa qua, no? Sì, quella è. Ma Franco e il Corriere Sebastiano non sono mai stati, tantomeno siamo andati proprio insieme. Questa circostanza dei riferimenti dei tre che richiesti di dare spiegazione come mai fossero presenti in Acireale quella sera del 30 ottobre, un paio di sere prima di quando poi si è verificato l'incendio, tutte e tre nativi e abitanti a Militello,
e tutti e tre, o almeno uno rispetto agli altri due, che dà spiegazioni diverse e contrastanti. Vi indusse, avete svolto degli accertamenti, come mai, su questi contrasti, su questa presenza di questi signori 2 giorni prima dell'incendio? Naturalmente, sì. Però non si è potuto stabilire null'altro, niente di positivo, non è messo sulla responsabilità. Mi scusi, ma svolgendo questi accertamenti, non so, sentendo persone o facendo qualche cosa, non avreste dovuto fare delle relazioni, dei rapporti su questi accertamenti? Io agli atti non ne ho trovato. Evidentemente non sono fatti gli atti, evidentemente. Ma non avreste dovuto dare contezza, così come avete dato contezza a tutte le altre cose, di questi accertamenti svolti? D'accordo, evidentemente non sono stati fatti compilati atti. Va bene, la ringrazio, non ho più domande. Una domanda. Maresciallo, lei poco fa sulla domanda di altro avvocato ha risposto a proposito del liquido infiammabile nella casa del dottor Baudo che era una sua supposizione che fosse stato usato liquido infiammabile. Lei ricorda se invece sono state trovate delle tracce di liquido infiammabile? No, questo non lo posso dire con certezza. La supposizione è scaturita dal fatto delle tracce di incendio, di bruciature all'interno del bar. E nient'altro. Maresciallo, io a questo punto, vale come contestazione, le leggo una parte del suo rapporto, a foglio 2. Fra le macerie dello stesso piano... Non è una contestazione. No, è una contestazione. È una contestazione perché ha detto che non ha rinvenuto tracce di liquido infiammabile. Se mi fa finire la lettura... Le tracce si vanno a intendere anche odore. Tra le macerie dello stesso piano si rinvenivano alcuni frammenti di miccia a lenta combustione, bruciati, nonché tracce di liquido infiammabile. Quindi vale come contestazione. Cosa risponde, maresciallo? Le tracce, non è improbabile che magari c'era dell'umido, dell'odore, ripeto, ora non ricordo bene, anche perché non sono stato il solo che ho fatto questo luogo lì. Ma ripeto... Però, maresciallo, per averla scritto nel rapporto vuol dire che queste tracce furono rinvenute. Ora, a distanza di tempo, lei può anche non ricordare, ma nel rapporto lei ha parlato di rinvenimento di tracce di liquido infiammabile. Allora, quindi ritengo che debba essere... A questo punto devo intervenire per precisare una cosa. La Corte prende atto dei risultati del verbale, prende atto delle dichiarazioni del teste e tuttavia non si tratta né di una contestazione e le argomentazioni che dal confronto fra quanto è scritto nel rapporto e le spiegazioni che sta dando il teste oggi, le considerazioni fanno parte del patrimonio del difensore. Presidente, mi consenta, non è una... Per il resto, se ci sono altre domande le faccia. Sì, no, ma la mia non era una considerazione. Io ho chiesto, ora lei ricorda se furono rinvenute queste tracce? In questo momento lo ricorda se furono... Per scriverlo, sì, evidentemente sì. Grazie. Altri interventi? Avvocato Basile? Sì. Signor Maresciallo, lei ha detto che non è entrato la sera dell'incendio dentro la casa del Baudo, ma l'indomani mattina. Cioè dire... Sì. Nell'ultimo anno, io quella stessa notte non sono entrato, sì. Il vano superiore, quello sottostante sì. Sì. L'indomani mattina avete fatto un altro sopralluogo. Entrando, lei è entrato nei locali della cucina della casa del Baudo? Sì, ma se sono entrato, ma molto velocemente, perché esisteva del pericolo serio. Ho capito. Quello che io le volevo chiedere è questo: se nei locali della cucina ha visto le bombole di gas e se avete controllato se erano piene di gas, piene di GPL. Sì, questo me lo ricordo perché in un primo momento si pensava all'esplosione, c'era una fuga di gas. In un primo tempo. In un primo tempo, sì, proprio notte. Ma poi l'indomani, la mattina, queste
questo. La presenza dell'inferiata segata dalle vigili durante il tempo. Sì. Maresciallo, a proposito di questa inferriata segata, di questa grata, lei ha avuto modo di vederlo? Sì, erano degli elementi in ferro. Sì, quello che io vorrei chiederle è questo: siccome lei sta dicendo che l'ha visto, essendo segata una sbarra, credo che fosse segata anzi una sbarra verticale e una orizzontale, se non mi sbaglio. Sono le fotografie legate. Sì, nella foto. Quello che io le vorrei chiedere è questo: secondo la sua impressione, poteva attraverso questa sbarra segata entrare una persona di normale robustezza? Non lo ricordo, quante, credo, attraverso le fotografie si può vedere e stabilire la distanza delle sbarre e quante sbarre erano segate. Le fotografie sono allegate, credo. Sono legate, certamente. Quindi lei non si ricorda se... Va bene, grazie. Pubblico Ministero, altre domande? Se la difesa fosse d'accordo potremmo anche produrre tutti gli atti a firma del maresciallo, ivi compresi però gli atti allegati relativi all'accertamento nei confronti dei 3 soggetti di cui si chiedeva poc'anzi. Avevo fatto una proposta, visto che è stata esplorata dalla difesa una ipotesi relativa all'accertamento compiuto in data 30 ottobre 1991 nei confronti di 3 giovani, e poi sono state operate delle attività investigative nei confronti di questi 3 giovani, sono stati sentiti a verbale, risultano allegati anche atti relativi al danneggiamento della porta dell'abitazione della sorella di uno dei giovani. Proponevo, al fine di poter avere un quadro completo... No, ancora no, maresciallo. Proponevo, se la difesa fosse d'accordo, di acquisire tutti questi atti in modo che la Corte può avere una visione completa della vicenda, se no dobbiamo esplorare questa ipotesi. In buona sostanza, del pubblico ministero, se non vado errato, si tratta di quei documenti o di quelle copie sulle quali ho posto le domande, cioè le dichiarazioni rese dai 3 e anche gli allegati. Gli allegati e la dichiarazione resa dalla sorella. C'è il verbale di perquisizione, ci sono le dichiarazioni della sorella, il rinvenimento della bottiglia in plastica, Sì. il litigio che potrà... Questa difesa non ha nessuna difficoltà che vengano acquisiti. In modo che si avrà un quadro completo della situazione. Per quanto mi riguarda personalmente non ho alcuna opposizione all'eventuale acquisizione di questi documenti. C'è il consenso delle parti, allora mi sembra di... Da parte Cioè, dovrebbe essere individuato. Nessuna obiezione, gli altri non lo so, se Presidente. Chiedo scusa Presidente, diceva? Sì, dovrebbe essere individuato un interesse di tutte le parti alla introduzione di documenti endoprocessuali, cioè l'introduzione per la utilizzabilità e per la decisione di documenti, di atti di indagine endoprocessuali al di fuori di qualsiasi regola, insomma, sul solo consenso delle parti. Per noi va bene come ha già deposto il maresciallo, comunque non c'è opposizione con Perché le deposizioni le dichiarazioni di persone che sono state sentite nell'ambito delle indagini, se le parti vi hanno interesse, dovrebbero essere assunte come sotto forma di testimonianza. Ma questo lo dovrà valutare la Corte successiva. Con i poteri residuali della Corte. Bene, allora solo se è limitato al fine di a questo fine fare un contraesame su questo punto, era anche per se è limitato ai fini di eccitare i poteri della Corte, diciamo, invertendo la previsione normativa. La sua osservazione la Corte non ha nessuna difficoltà ad allegare questi atti al verbale.
se c'è il consenso di tutti. Per me formalmente, ripeto, non ci sarebbe nessuna opposizione. La sua osservazione mi sembra più che corretta e pertinente per quanto attiene questo ingresso di atti processuale. Ritengo, come osservava adesso il collega, che potrebbe anche essere sufficiente quello che ha detto con il controesame. Non ho motivo di oppormi a una... Allora diciamo così, che la Corte ammette la documentazione indicata dal pubblico ministero ai fini di una valutazione successiva su una eventuale ulteriore attività dibattimentale ai fini della decisione. Il controesame lo può continuare. Ma il controesame naturalmente Può continuare sulle dichiarazioni della sorella. Sì. può continuare e anche l'esame del test. Dunque, maresciallo, ricorda quando è avvenuto esattamente l'incendio che ha determinato la distruzione della villa Baudo? Sì, il 2 novembre 91 alle ore 23:30 circa siamo stati informati. Il controllo nei confronti delle 3 persone di cui lei diceva poc'anzi, ricorda quando venne effettuato? Abbiamo detto il 5 ottobre, mi pare, mi sembra, il mese di ottobre comunque. Li ha già gli atti, maresciallo? Ha tutti gli atti? Dovrebbe essere qua. Se può consultarli, maresciallo, cortesemente. Il 30 ottobre. Il 30 ottobre. Quindi il 30 ottobre il controllo, il 2 novembre successivo avvenne la distruzione della villa Baudo. Sì. Quando decideste di operare la perquisizione nei confronti di quelle persone? Può consultare gli atti, maresciallo. Silenzio in aula, abbassate la voce. Il 5 ottobre, il 5 novembre. Allorché erano stati controllati, i 3 giovani avevano reso dichiarazioni? Quindi in data 30 ottobre avevano reso dichiarazioni? Bisognerebbe chiedere ai militari che li hanno controllati. Dicevo che si dovrebbe chiedere ai militari che li hanno fermati quella notte,
se nel momento. Chiedo scusa, però così non... Sì, stiamo riprendendo, per favore silenzio, là in fondo. Cioè si hanno lasciato dichiarazioni quella stessa notte in cui sono stati fermati? Sì. Ecco. Ripeto, bisognerebbe chiedere ai militari che hanno proceduto al controllo quella notte. Cioè agli atti vostri non esistevano dichiarazioni rese in occasione di quel controllo? Evidentemente no, altrimenti sarebbero state allegate. Presidente, C'è troppo rumore in aula, c'è. Troppe voci. Presidente, c'è un colloquio continuo con i familiari che stanno Sentite, sinora io non ho disposto nessun allontanamento. Per favore i colloqui fateli con i contatti, con il pubblico, durante la sospensione delle udienze, non durante le udienze. Quello è un altro discorso, quello dei panini, ed è un'ulteriore causa di agitazione. Avanti. Prego. Prego, continui. allora maresciallo, Sì, quindi dicevo, bisognerebbe chiedere ai militari che hanno proceduto al controllo quella notte, cioè i militari della cioè quando viene operato un controllo su strada, che cosa resta come atti normalmente, maresciallo? Cioè si chiede da dove vengono, cosa fanno, se ci sono elementi per cui è necessario, se ritiene necessario trascriverle queste notizie si fa, altrimenti no. Ecco, e quindi è possibile che queste notizie siano state trascritte in quell'occasione, maresciallo? Ritengo di no, sarebbe stato allegato agli atti altrimenti. È possibile sapere chi ebbe ad operare il controllo, maresciallo? Dall'orario del giorno sicuramente sì, però qua non posso saperlo in questo momento. E allora, dopo l'incendio Baudo, voi vi siete ricordati che c'era stato un controllo operato il 30 Sì, ottobre. evidentemente questi militari sono ricordati di questo episodio. E il 5 novembre avete operato la perquisizione. Sì. In esito a quella perquisizione c'è stato il rinvenimento del recipiente con del liquido, con della benzina, e in esito a quello, maresciallo, a quel rinvenimento, avete compiuto accertamenti con, in qualche modo già risposto, ma per avere un quadro completo, accertamenti con la stazione di Militello, con i carabinieri della stazione di Militello? Sì. E cosa avete potuto verificare in esito agli accertamenti richiesti ai carabinieri di Militello? La stazione ci rispose dicendo che probabilmente era stato usato per l'incendio della sorella, del portone d'ingresso, dell'abitazione della sorella, una bottiglia e non un bidone in plastica. In esito, leggeva lei poc'anzi su sollecitazione della difesa che vi era stato nel contenuto delle dichiarazioni della sorella di uno dei 3 controllati, era stato rassegnato questo rapporto di non frequentazione, questo cattivo rapporto con il familiare. Sì. Avete compiuto accertamenti per verificare se sia stato il fratello stesso ad appiccare il fuoco alla porta della sorella, utilizzando la benzina contenuta nella tanica e travisandolo in una bottiglia di plastica? Noi di cereale no, la stazione interessata avrà fatto gli accertamenti. Com'è che avete escluso allora questa ipotesi investigativa in relazione alla vicenda Baudo? Perché questa era stata un'ipotesi investigativa, maresciallo, no? Sì. Allora, in base a quegli elementi l'avete esclusa questa ipotesi investigativa? È stata esclusa, non è stato acclarato nient'altro di positivo, ecco, come riscontri obiettivi. Cioè, perché non avete più seguito allora quella ipotesi? Cioè, potevano essere i potenziali autori del danneggiamento, della distruzione della Villa Baudo? Probabilmente, o perché
c'erano altre notizie da sfruttare, da verificare. Non ho sentito la prima parte della sua risposta, maresciallo. Diceva? Cioè, probabilmente magari è stata accantonata l'ipotesi ritenendola inesistente. Ecco. L'avete fatto voi o l'ha fatto qualcun altro questa valutazione? Cioè, nel senso, voi fino a che punto avete seguito le indagini? Appunto, la parte iniziale e poi, ripeto, il comandante della compagnia l'ha seguito in prima persona le indagini. Chi era il comandante della compagnia? Il capitano Paolo Azzarone E anche Paolo Azzarone Sì. e anche i colleghi del reparto operativo di Catania. Chi comandava allora il nucleo a Catania? Nucleo a Catania il maggiore. Può essere il maggiore Regoli? No, quello che c'era prima di lui. Arena? Chi era Arena? Serafini o Arena? No. Né Serafini né Arena. Non mi ricordo il cognome in questo momento. Monteforte. Cioè, sì, lui mi pare che era. Esatto, Monteforte. E ricorda chi era chi dei capitani del nucleo operativo di Catania ebbe a intervenire o a occuparsi delle indagini? Era tenente Iannone. Il tenente Iannone. Ho finito, Presidente. Può andare, maresciallo. Mi scusi un momento, c'è l'avvocato Passanisi, vuole dire qualcosa? Questa circostanza del pubblico ministero, a proposito del fermo. Non c'è stata altra circostanza del pubblico ministero. Prego. Quindi No, suppone c'è... che ci siano altre domande. Sì, qual è la domanda? Qual è la domanda, avvocato? Mi faccia prima porre la domanda. Agli atti a sua firma ci dovrebbe essere la relazione di servizio di questo fermo da parte dei militari appartenenti al gruppo radiomobile, parte fermo? Integrante del suo rapporto. Quale fermo, scusi? Questo dei giovani di Militello, a cui ha fatto riferimento il pubblico ministero. Il pubblico ministero ha fatto riferimento al controllo effettuato. Va bene. C'è questo, maresciallo, Una relazione di servizio a firma dei militari che procedetto al controllo. integrante del rapporto a firma del Ho maresciallo. capito. No, dico, Come lo allegato. so che non era a firma sua, è parte integrante però del rapporto che lei ha mandato. E allora può dirci cosa riferirono questi giovani, perché è scritto. Non è stato già oggetto di domande questo? Il pubblico ministero ha chiesto e il test ha risposto che non era a conoscenza di quello che avevano risposto i giovani, che bisognava sentire verbalizzanti. Siccome nella relazione di servizio parte integrante del rapporto è scritto quello che i giovani hanno detto, probabilmente è per evitare di sentire i verbalizzanti che hanno fermato quel giorno. Può riferire? No, io credo che abbia già riferito sul punto. No, Messina, mi consente. Stiamo parlando della relazione di servizio del 30 ottobre 91. Signor Presidente, mi scusi se intervengo, per intenderci, sono due fasi, due momenti. La sera del 30 ottobre alle 3:30 di notte c'è un fermo, un controllo e pretese dichiarazioni rese da questi tre agli agenti del nucleo radiomobile che li hanno fermati e sarebbero sintetizzate in questa relazione di servizio. Poi, a distanza di 7 giorni, dopo l'incendio in Villa Baudo, giorno 5, sono stati assunti questi tre a verbale e di questi abbiamo parlato poco fa, quelli che ci davamo. Sono due momenti diversi. Al momento del fermo. Scusate, si tratta di un controllo di polizia operato, un normale controllo su 3 persone che transitano di notte da Cireale, ho inteso bene? Sì, signore. E vengono identificati e in questa relazione di servizio sono indicate anche le ragioni addotte di quella presenza. Si tratta di un documento non endoprocessuale, esoprocessuale, può trovare ingresso fra gli atti del dibattimento. Anche perché se dovesse venire chi materialmente
le persone, i militari che procedettero al controllo dovrebbero riportarsi necessariamente a questo documento, considerato il tempo trascorso. Presidente, per economia processuale io ritenevo di evitare di sentire i verbalizzanti. Bisogna evitarlo perché sarebbe una testimonianza presumibilmente inutile, ma è il Possiamo documento. fare dire al teste? No, ma può essere introdotto già il documento perché è un atto amministrativo, non è un atto di indagine. Va bene, Presidente. È un atto amministrativo di polizia. Non c'è alcuno... No, lo dovete chiedere. La mia opinione è questa. Voglio sentire anche voi. Ovviamente quando il test andrà via noi chiederemo l'acquisizione di questa relazione. Allora, basta, è sufficiente che il test ci confermi che questa relazione fa parte degli atti No, è la relazione di della notizia di reato. Può andare, maresciallo. Sì. Presidente, mi dà la parola prima che vorrei capire per richiamare il testo. No, è una questione a parte. La posizione di Aiello Vincenzo in questo processo qual è? E ancora fa parte di questo processo? Perché mi riferisce stamattina l'imputato che sono stati problemi che lo volevano portare via nonostante la sua dichiarazione di presenziare a questo processo senza tuttavia rinunziare all'altro come un suo preciso diritto. Dico, sì, allo Stato attualmente Aiello Vincenzo è imputato in questo processo? È presente Aiello Vincenzo, ha dichiarato di rinunciare a presenziare all'altra udienza, nell'altro processo, quindi per noi è tutto regolare. Ora io dico tramite il difensore, Aiello dichiara che intende presenziare alle udienze di questo procedimento, ma non intende rinunziare, salvo nuova diversa determinazione, alle udienze che lo vedono imputato nel procedimento davanti al Tribunale di Palermo. È una sua precisa facoltà, è un suo preciso diritto scegliere in quale processo difendersi. Aiello ha scelto che intende difendersi e presenziare in questo processo e siccome però ritiene importante delle volte dover presenziare anche nell'altro processo, non intende rinunziare alle udienze che lo vedono imputato innanzi al Tribunale di Palermo. Se vuole interpellare Aiello... No, non c'è bisogno, Avvocato Catania. Questo problema si è agitato stamattina e anche in contatto con il collega della sesta sezione penale del Tribunale di Palermo. Ma mi sembra un po' tardi ora per intervenire. Comunque io dispongo, perché l'ultima dichiarazione di Aiello era nel senso della rinuncia, e lo abbiamo agli atti, della rinuncia a presenziare alle udienze della sesta sezione penale di Palermo. Io posso soltanto disporre che alle ore 12:39 di oggi 25 gennaio, per favore dovrebbe essere verbalizzata a mano questa disposizione, lì, darne atto nel verbale, signor Peri, che alle ore 12:39 del 25 gennaio 1996, nel corso dell'udienza, l'imputato Aiello Vincenzo, tramite il suo difensore, fa conoscere che intende presenziare alle udienze tenute nel presente procedimento penale. Punto e virgola. E tuttavia non intende rinunciare alla presenza alle udienze del processo che la sesta sezione del Tribunale Penale di Palermo dovrà tenere a
Torino mi pare, a Padova, dov'è? Presidente, se lei mi lascia chiarire, è a Padova, ma non è solo in relazione, ed è chiaro che il mio intervento ha una valenza per il futuro e non per il passato. Per il passato io intendo soltanto sempre far rilevare, ma io, Presidente, ne dobbiamo chiedere conferma, la prego, all'imputato, io voglio che questa cosa venga verbalizzata. L'imputato mi rappresenta, peraltro, che lo stavano prelevando con la forza per portarlo a Padova, nonostante che lui abbia detto io intendo presenziare a Catania ma non intendo rinunciare a Padova. Ora io dico, l'imputato può scegliere dove difendersi, tranne che, Presidente, non esiste più un processo che si tiene a suo carico. Ma ripeto a dire, il mio intervento è finalizzato soprattutto al futuro, non al passato. Io lo sto dicendo non per quello che è accaduto stamattina. Allora, diciamo, alle udienze, come avevamo scritto sinora, e il microfono, si aspetta. Per il resto far fede a quello che l'imputato ovviamente ha dichiarato all'ufficio matricola. E intende presenziare alle udienze tenute? No, allora da tenersi, anziché tenuto, da tenersi dalla sesta sezione. Quando riguarda la sesta sezione, dovrà tenere. Che la sesta sezione da tenersi innanzi alla sesta sezione del Tribunale Penale di Palermo, no? Sì. Il procedimento penale a suo carico del processo, per tutto il corso del processo, cioè non è limitata alla trasferta padovana di oggi e domani, per tutto il corso del processo, salva nuova e diversa determinazione. Allora, per tutto il corso del processo, salva nuova e diversa determinazione. Peraltro, Presidente, io comunico così alla Corte che noi all'inizio del processo palermitano avevamo visto che c'era una palese connessione fra quei fatti e questo, avevamo chiesto la declaratoria di incompetenza al Tribunale di Palermo. Dico no, così questo per chiarire i termini della questione. Ora, il Presidente dispone che stralcio del presente verbale sia immediatamente trasmesso alla cancelleria della sesta sezione del Tribunale Penale di Palermo. Ora, per quanto riguarda la trasferta, qual è la determinazione del signor Aiello? Quella del Tribunale di Palermo. C'è per venerdì e sabato la sesta sezione del Tribunale di Palermo, del Tribunale Penale di Palermo, si reca in trasferta, non so dove, a Padova, a Torino, non lo so, per sentire persone e sarebbe interessato il signor Aiello. Venerdì c'è questo processo e quindi vale questa determinazione. Sabato questo processo non c'è, l'imputato farà all'ufficio matricola la dichiarazione che è meglio che più di E allora, avvocato Catania, siccome noi ci dobbiamo mettere d'accordo anche a questo punto intervengono problemi organizzativi nostri, io non posso impedire da un lato che alla Tribunale di Palermo l'esito della trasferta. No, ma lei non impedisce niente, Presidente, il problema è che c'è una dichiarazione di volontà dell'imputato che è a quella bisogna fare riferimento. Avvocato Catania, quindi devo dare il nulla osta alla traduzione. Una volta che io do il nulla osta alla traduzione a Padova, cioè do il consenso a che si tenga regolarmente quella udienza a Padova, a Torino, dove sia, discende automaticamente, lei stracci qui la posizione. No, ne discende intanto che il signor Aiello viene preso a mano militari e portato a destinazione. Prima conseguenza, salvo che dica no, io non intendo e quindi ritorniamo a morderci la coda. Le determinazioni successive con riguardo a questo processo, bisognerebbe disattivare quel microfono, a questo processo poi si vedono dopo, per eventuale straccio o cose del genere. Presidente, io ripeto a dire, l'osservazione che fa lei può valere per il giorno di sabato, quando c'è il giorno in cui questa Corte non tiene udienza. Per venerdì l'imputato ha detto che lui vuole presenziare qui. Allora,
e non vuole rinunziare tuttavia a Palermo. Quindi io non credo che Manu Militari possa essere prelevato, perché la volontà dell'imputato, che è qui imputato, è quella di venirsi a difendere in questo processo. Allora delle due l'una, lei dice io stralcio la posizione di Aiello qui non ha un processo e poi lui vede se andare a Padova o meno, ma fino a quando Aiello è imputato in questo processo, l'imputato, Presidente, può essere disposto all'accompagnamento coattivo solo per un problema istruttorio, per un atto istruttorio diverso dall'esame. Questo è un problema diverso, avvocato. Certo, ma per il resto è l'imputato allora, che sceglie, direi, come diritto potestativo dove andarsi a difendere e a quale processo affidare prevalentemente la sua presenza, senza tuttavia vedersi costretto a rinunziare all'altra presenza che ne vede importante la partecipazione ai fini della sua difesa. Quindi il problema è chiaro, Presidente, lui fino a quando qui c'è udienza vuole venire qui e tuttavia non rinunzia a Palermo, veda la Corte, codesta Corte o la Corte di Palermo quale determinazione pigliare. E il problema, il dilemma è facilmente risolvibile, Presidente. O viene stralciato qui o viene stralciato a Palermo. Va bene. Valuti la Corte, noi ovviamente ci opponiamo, io annuncio fino alla nostra opposizione allo stralcio di questo procedimento, però tuttavia la Corte, visto che qui diciamo la parte può essere sentita ma non c'è bisogno dell'accordo, è libera di decidere. Va bene. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Prossimo testo. Nel momento in cui lui dichiara di voler presenziare... poi ne parliamo. Mi scusi, le sue generalità per la verbalizzazione, per favore. Le sue generalità per il verbale. Sì, allora sono in un periodo tecnico del capo Carraccio Rocco. Il luogo è dato a Nasi. Il Il residente è dove? a Roma. Sì. E vuole leggere la dichiarazione, gli hanno dato la dichiarazione del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo la mia deposizione, mi impegno a Dio tutta l'età e a non nascondere nulla di quanto la mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero, risponda vicino al microfono, per favore. Dottore, lei ha dato una sua consulenza in relazione all'incendio che determinò la distruzione di Villa Baudo nel 91? Sì. Ci può riferire in merito agli esiti della stessa? Dunque, quando a noi sono pervenuti questa serie di reperti, diciamo, perché sono venuti in tre fasi, diciamo, sono state fatte 3 sopralluoghi. Deve parlare più vicino al microfono. Sono stati fatti in 3 sopralluoghi queste repertazioni, diciamo, dell'avvenuto. Quindi io praticamente che ho fatto? Ho fatto una suddivisione di questi reperti per la disposizione che mi era data dall'autorità giudiziaria. Quindi ho diviso questi reperti, metà l'ho analizzati io e metà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dottore, ci può dire i quesiti che le sono stati posti? Sì, sono stati come disposizione dell'autorità giudiziaria, diciamo. Cioè non c'era un quesito specifico? No. E allora che accertamento avete compiuto esattamente? Ecco, accertamento abbiamo compiuto abbiamo iniziato a fare dei testi colorimetrici per cercare di evidenziare se praticamente contenevano sostanze esplodenti, diciamo. Su una prima prova, diciamo che abbiamo fatto, diciamo, la prova test colorimetrica, ci hanno dato alcuni risultati, diciamo. E quindi i risultati sono stati della prova dei nitrati, che è stata positiva, poi la prova del nitriti ammonio positiva, mentre il zolfo e il potassio era negativo. Questo che cosa significa, dottore, per noi che non... Quindi noi qui cerchiamo, diciamo, alcuni elementi, diciamo, che
possono comporre la composizione dell'esplosivo. Quindi finora qui noi abbiamo riscontrato nei nitrati e l'ammonio, che possono essere dei componenti che vengono miscelati a degli esplosivi, e qui noi abbiamo avuto la presenza dei nitrati e dell'ammonio che, componendolo, praticamente formerà il nitrato d'ammonio, come successivamente ho ritrovato su un'altra indagine fatta successivamente. Quindi ho trovato delle tracce di nitrato di ammonio. Quindi in buona sostanza è stato utilizzato l'esplosivo? No, il nitrato d'ammonio, ripeto, può essere utilizzato come un miscelante degli esplosivi, però lo possiamo anche trovare in natura, e lo troviamo come in campo agricolo, Questo. Allora, per comprendere, lei ha potuto verificare quali sono state le cause che hanno determinato l'incendio e la distruzione della Villa Bauer? Questo no, io ho solo fatto la parte analitica di questi reperti che mi sono stati portati e basta. Ecco, questo. Se ci può dare una chiave di lettura semplice in modo che tutti possiamo comprendere di questa analisi compiuta da lei. L'analisi, come ho specificato all'ultimo, oltre al nitrato d'ammonio, perché questi reperti inizialmente li abbiamo fatti singolarmente, poi passando alla parte strumentale, che è la parte più sensibile e più selettiva per il riscontro di questi esplosivi, abbiamo fatto un mix, abbiamo riunito tutti questi estratti di campioni e quindi l'abbiamo analizzato tramite le varie strumentazioni che abbiamo in possesso, e alla fine abbiamo riscontrato di aver rinvenuto tracce sia di T4 che pentrite, oltre al nitrato d'ammonio. Chiedo scusa dottore, può riferirci in merito alle conclusioni, magari dando lettura, se non le ricorda esattamente, del contenuto della relazione da lei predisposta? Allora, gli esami dei dati analitici ottenuti con i metodi descritti ha permesso di accertare nel materiale repertato la presenza dei seguenti componenti esplosivi: nitrato di ammonio, poi abbiamo trovato il ciclo, praticamente la formula chimica è il T4 e più la pentrite. Poi non si esclude la possibilità di presenza di altri componenti. Chiedo scusa, si fermi un attimino qui in modo che possiamo comprendere. Allora, in base a questi accertamenti, è stato utilizzato dell'esplosivo per... Sì, è stato usato dell'esplosivo. Queste tracce sia di pentrite che di T4 potrebbero derivare o da una composizione di esplosivo oppure dalle micce, micce a base di pentrite o T4. E quindi è sempre esplosivo. E quindi è possibile individuare il tipo di esplosivo, di materiale esplosivo utilizzato in quell'occasione? Sì. E se lo può dire, forse io sono... No, il tipo, nel senso, finora noi abbiamo riscontrato soltanto questi elementi, quindi noi possiamo dire soltanto che abbiamo trovato il T4 e la pentrite, quindi il T4 e la pentrite la possiamo trovare come una miscela di un esplosivo, oppure, ripeto, come delle micce usate detonanti che praticamente mettono assieme all'esplosivo. Quindi in questo caso non so da che cosa potrebbe derivare, o da una miccia oppure da una composizione esplosiva. Di solito la pentrite col T4 lo troviamo nel famoso plastico, se ben ricorda lei, il Sendex, il famoso plastico, quindi pentrite, e poi nel comune plastici troveremo soltanto la pentrite. Dottore, se fosse stata utilizzata una miccia, allora per esplodere che cosa occorreva? Cioè che tipo di materiale occorreva? Con la miccia, o collegandolo ai detonatori, con praticamente anche un collegamento naturalmente con delle micce a lenta combustione, quindi c'è tutto
diciamo, il tempo di accendere con calma ed esplodere, sono collegate, diciamo, a dei dispositivi, diciamo, elettrici, così a distanza, ecco, più che altro. Per gli accertamenti da voi compiuti non avete potuto raggiungere risultati, diciamo, più completi per capire quale meccanismo è stato utilizzato? No, noi no. Avete verificato se vi erano tracce di liquido infiammabile? No, per quanto riguarda io no. Questo era un compito che doveva fare altro, diciamo, laboratorio, perché il nostro laboratorio si dedica solamente, esclusivamente per gli esplosivi. Sa se è stato fatto questo accertamento? Non lo so. Voi quali reperti avete avuto? Noi qualsiasi... No, dico, in questo caso, per quali reperti avete analizzato, dottore? Tipi di reperti? Cioè i reperti che vi sono stati consegnati per procedere all'analisi. Sono a base di calcinacci, stoffe, poi niente, solo a base, sì, calcinacci, stoffe, terriccio, ecco, questo è il genere. E più anche pezzi di lamiera rinvenuti. Ecco. Dottore, c'è una parte poi sempre con riferimento alle conclusioni, il secondo capoverso, circa l'identificazione di nitrato di ammonio. Cioè, questo a quali conclusioni vi portava? Beh, di solito il nitrato ammonio viene, come ho descritto prima, viene, diciamo, miscelato a degli esplosivi, diciamo, ad alto potenziale come il tritolo, ecco. Ma qui il tritolo non l'abbiamo riscontrato purtroppo, quindi non posso dire. Voi scrivete... Se poteva dipendere, ecco, proprio da una miscela di esplosivo. Dottore... Abbiamo solo trovato e basta. Chiedo scusa, Prego. Voi precisate così, anzi lei precisa così, dunque è stato identificato con certezza il nitrato di ammonio la cui presenza non è compatibile con gli altri due componenti esplosivi determinati. Sì, questo cosa vuol dire? Sì, non è compatibile perché, ripeto, come ho detto prima, il nitrato di ammonio lo possiamo trovare soltanto in presenza o di gelatine esplosive a base di nitroglicerina o se no a base di tritolo. Ecco perché ho detto non è compatibile sia con la pentrite che col T4. Che a lei risulti, dottore, quindi non è stata fatta, sembrerebbe, una perizia sulle cause che hanno determinato l'incendio? No, questa no. Il gabinetto di polizia scientifica? Per evidenziare se praticamente che tipo di esplosivo, se c'erano esplosivi e che tipo di esplosivo è stato usato, soltanto questa era l'indagine mia diretta di procedere, quindi non lo so. Ho finito per il momento, Presidente. Avvocato Pennissi? Io non riesco a capire, Avvocato Pennissi per Sciuto. Allora lei dice che c'era con certezza il nitrato di ammonio, però la presenza non è compatibile con gli altri due componenti esplosivi determinati. Non è compatibile, ma c'erano gli altri due componenti. Sì, due componenti, sia T4 che pentrite l'abbiamo riscontrato. Cioè non è compatibile in un unico... Cioè che non potrebbe far in un unico esplosivo? Non potrebbe far parte ho capito, allora, ho capito. Poc'anzi lei, rivolgendosi al pubblico ministero, ha accennato a questo... alla pentrite e al T4 famoso plastico. Perché è famoso questo plastico? No, io non lo sconosco. Dicevo che si potrebbero trovare o come si potrebbero veramente trovare come a livello di micce detonanti o se no come in composizione fra di loro che formerebbero il famoso syntax plastico. Che è stato usato forse per qualche attentato? Ma sono state, no, non è che mi posso ricordare, sì, sono state fatte. Famoso, quando lei diceva famoso, che vuol dire? Importante, robusto, famoso? Ah no, perché è uno esplosivo, diciamo, ad alto potenziale. Dalle caratteristiche abbastanza... caratteristiche, diciamo, esplosive. È stato usato per qualche attentato in Italia di recente, no? Ma in remoto, non ricordo benissimo in quale occasione, però è stato usato. Sì, in Italia. Negli attentati più importanti in Italia, forse non lo sa lei? Non ricordo.
e comunque il T4 insieme alla pentrite possono far parte di una miccia, lei diceva. Sì, potrebbero essere dei componenti di micce detonanti. Ora, al reperto numero 9, lei ha la sua relazione, c'è uno spezzone combusto di presunta miccia a lenta combustione, lunghezza centimetri 10 circa. Allora è possibile che pentrite e T4 siano stati riscontrati in questo spezzone di miccia? No, su questo può anche darsi perché di solito le micce detonanti... No o sì? È importante perché viene registrato. Lei ha esordito... Allora sì. Potrebbero essere collegati l'uno con l'altro, capito? Il detonante con quella lenta combustione che abbiamo riscontrato. Al reperto 9 una miccia a lenta combustione. Le cui componenti di questa miccia possono essere... No, non sono quelli, ma sono a base di polvere nera. La miccia a lenta combustione è a base di polvere nera. E quella in oggetto, questa presunta miccia, era a base di polvere nera. Ma polvere nera di cui però non vi è traccia nei vari reagenti. Come ho prima citato, nel potassio, perché è composta da nitrato di potassio, più zolfo e carbone vegetale dalla polvere nera, una miscela di questi elementi. Componenti che non sono stati ritrovati. Avete esaminato pure un reperto numero 8, un frammento di plastica parzialmente combusto. Ricorda questo frammento? Sì. E che cos'era? Non so. Erano i residui Sì, i residui di plastica. di una tanica, forse di un... Sinceramente non lo so. Non è in grado lei? Anche questo frammento di plastica è stato sottoposto ad esame? Sì, anche quello. E si ricorda che risultato ha dato? Non lo so. Questo non è in grado di dirlo lei? Qui diciamo, come avevo detto prima al pubblico ministero, che noi abbiamo riunito tutti questi reperti estratti e quindi fatto un'unica miscela per analizzare, quindi non posso ricordare. Il reperto numero 3 è costituito da un frammento di stoffa di colore bianco. Era bruciato questo frammento di stoffa? Sì, un po' bruciacchiato. Presentava delle tracce di benzina, lei lo ricorda questo? O è in grado No, quantomeno? non posso dirlo io perché non è competenza mia di analizzare infiammabili di questo genere. Io ripeto, ho fatto la mia analisi è stata solo esclusivamente a livello di esplosivi. Vorrei chiederle più che altro una delucidazione. Col metodo del microscopio elettronico è stata accertata la presenza di piombo con tracce di silicio e stagno. Dunque il discorso di questa indagine era stato seguito siccome noi ci sono pervenuti tra questi reperti dei pezzi di lamiera. Siccome in uno di questi reperti abbiamo trovato una colata di metallo sopra una pietra lavica, quindi siccome esistono delle micce detonanti a base di T4 che praticamente hanno un polipo metallico a base di piombo, quindi avremmo voluto analizzare questo per vedere se praticamente c'è una corrispondenza, e quindi ecco la prova microscopio negativa. Negativa sotto questo punto di vista. Mi pare che il pubblico ministero il consigliere Marino gliel'abbia già chiesto che tipo di esplosivo in base agli accertamenti lei non è in grado di dirlo. No, abbiamo trovato questi elementi, però ripeto, possono comporre un esplosivo come possono derivare dalle micce detonanti, quindi non possiamo dire se si trattò di un esplosivo di uso comune o di un esplosivo sofisticato. L'uso comune non è, Ecco, questo in base a quali circostanze? Il discorso questi sono degli esplosivi militari, di solito sono esplosivi militari questi? Il T4, del Trigger, questo qua c'è anche il tritolo stesso, però il tritolo stesso polvermente viene usato nelle cave, nelle miniere, per lavori così civili, più che altro. Quindi non è un materiale che viene
trovato generalmente? No. E lei ha esaminato semplicemente i reperti oppure ha partecipato ai sopralluoghi nella villa? Io sopralluoghi. Lei... sono stati fatti direttamente da personale della questura di Catania. Lei non sa dove è stato ubicato, dove è allocato il posto presunto dove venne sistemato l'esplosivo? Quindi non è in grado di dire delle diverse reazioni che poteva fare l'esplosivo se posto in un piano o in un altro della stanza. Va bene, ho terminato, grazie Presidente. Altri interventi, Avvocato Basile? Dottore Perracchio, le chiedo scusa, una domanda che riguarda l'effetto devastante dell'esplosione. Questo effetto devastante come si è ottenuto? Col solo tritolo oppure vi era una miscela nell'aria, l'ambiente era saturo di gas oppure vi era del liquido infiammabile disperso nell'ambiente? Secondo le analisi che ha fatto lei? Secondo le analisi che ho fatto io, il tritolo non è stato rinvenuto. Noi abbiamo soltanto rinvenuto tracce di T4 e pentrile, quindi il tritolo è da escludere proprio. Sì, dico, l'effetto devastante si è avvenuto con l'esplosione di questo esplosivo, quello che dice lei, oppure vi è stato l'ausilio di altre sostanze gassose? Può anche darsi che siano state usate anche sostanze gassose, diciamo, alimentate con l'esplosivo per compiere questo devastoso. Ma dico, alle analisi ce ne sono state tracce? No, a livello quello, ripeto, io non l'ho fatto. Ecco, io ho trattato solamente a livello di... Dottor Perracchio, io sa perché glielo chiedo, perché le stesse domande furono rivolte al dottore Fatuzzo e lui non ha risposto, ha detto su questo può rispondere il chimico dell'ufficio del gabinetto di polizia scientifica. Credo che è lei il chimico. Sì. Io a livello di gas non posso rispondere perché assolutamente Ho capito. E se invece l'effetto devastante fosse avvenuto perché nell'ambiente era stato disperso liquido infiammabile, potevano esserci tracce nelle analisi delle stoffe, dei vari reperti che lei ha avuto? Se c'era liquido infiammabile, sì, si potevano trovare delle tracce. E ci sono state? Sono state trovate? Non l'ho fatto io queste prove. Io ho fatto solo le prove esplosive. Dei residui di... Va bene, grazie. Dei residui di esplosivo che poi... Presidente, solo un chiarimento da parte del chimico. Senta, dottore Perracchio, il nitrato di ammonio è compatibile con dei concimi, dei fertilizzanti, dei diserbanti di facile commerciabilità? Sì, il nitrato di ammonio è anche un elemento che si usa in agricoltura, in campo agricolo. E le risulta che si può rinvenire anche nei concimi organici? Sì. Non ho altre, grazie. Altre domande? Sì, volevo un po' che venisse chiarito questa affermazione sulla incompatibilità del nitrato di ammonio con altri due componenti, con gli altri due componenti